In terza categoria è stata una giornata campale dove si è registrata la nuova vetta della classifica occupata dal Città di Comitini, con un margine di un punto sulla diretta inseguitrice Campobello. Tutto questo grazie alla vittoria sull'Atletico Favara, con quest'ultima che rimane in terza posizione ad appena 2 punti dalla stessa battistrada. Rimane in seconda posizione sotto di un punto il Campobello Delicata che espugna il campo della Reale Unione con un secco 0-4. Non c'è stata storia ciangiana dove il Burgio ha travolto la giovane squadra locale con un perentorio 2-6. Sconfitto a Prizzi il Santa Elisabetta che perde posizione in classifica generale, mentre si registra, se così si può chiamare, un timido risveglio per l'Atena e superata appena a Ribera dalla locale Vis con il minimo scarto di 3-2. Il prossimo turno propone una sfida ad alta tensione tra Santa Elisabetta e Città di Comitini. Si gioca a Sant'Angelo Muxaro, un derby tra vicini di casa che richiamerà sugli spalti del Santa Rita le tifoserie di entrambe le fazioni. Altro scontro di cartello si gioca a Santo Stefano Quisquina, con i padroni di casa che dopo un inizio sfavillante si sono un po' ridimensionati. Ospite della giornata è la vicina Vis Ribera che si trova in piena zona playoff. Queste le gare in programma per domenica prossima. Santa Elisabetta Città di Comitini, Virtus Favara Cianciana, entrambe le gare anticipano al sabato. Atena Prizzi, Campobello Prosciacca, Quisquinese Ribera e Reale Unione Burgio.